Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea, alla fine di un'altra settimana, il 28 di marzo, la domenica delle palme, la domenica delle salme. Fu una domenica come tante, il gas esilarante presidiava le strade. Questo è un ricordo di Faber, Dalle nuvole, uno dei suoi ultimi dischi meravigliosi. Quindi Fabrizio De André, ma nel ricordo partiamo prima di passare il nostro pre-barba, ricordare Davide Riondino. La notizia è uscita poco più di un'ora fa. Il grande menestrello, regista, può essere piaciuto o meno, parte del nostro mondo artistico, scompare a 73 anni. Allora bagniamo anche in sua memoria per una rasatura pre-pasquale. Io mi chiamo Pacafiero Pasquale, sto a Poggio Reale del 53, anche da quel disco Le nuvole proviene la canzone Don Raffaè. Oggi mi sono svegliato così, con questa maglia un po' verde celodurista, insomma scusatemi. Ricordiamo i funerali la scorsa domenica del Senatur, morto a 83 anni, Umberto Bossi, mentre andiamo a guardare in acqua di vegetazione. Oggi una rasatura semplice, è una Chen Fung Sing torinese, strada del Cascinotto, produzioni, questa alla mandorla, regalo dell'amico, hai capito, Vincenzo Pitrelli, scusate, che sarà sicuramente a Parigi. Scusa, come saluto tutti gli amici del canale Telegram Il Caffè dei Tonsori, nuovi amici sono entrati nel canale. Io ringrazio tutti coloro che animano quel nostro punto d'incontro, perché io lo animo poco se non con le notizie. Questo è un po' il mio vizio capitale originale, no? Che più che la barba curo un po' di informazione con questi highlights veloci che vi ho buttato sulla lavagna di oggi. Ma andiamo a preparare, come abbiamo detto, con Down of Glory. Il saluto va da Alessio Herrera, che saluto all'isola, nelle isole Eolie, a Salina, che ha inviato il suo saluto, così come saluto Ivan Bargiu, saluto i canali che mi ospitano, saluto Matteo Preda, mentre questo liquido un po' ambrato va a predisporre il pelo per una rasatura fatta alcuni giorni fa, molti giorni fa. L'ultima volta credo, scusatemi, di essermi fatto la barba con rasoio di sicurezza Double Edge con voi la scorsa domenica, quindi esattamente il 21 marzo, quindi devo ammettere che non mi rado sempre o quasi mai, diciamo quasi potrei dire, perché è talmente bello, è talmente indispensabile fare queste rasature con il rasoio insieme a voi nel bagno di casa mia in questa mezza primavera che è ancora incerta, andrà avanti ancora con alcuni giorni di perturbazioni, salvo salvare, speriamo, le prossime sabato, domenica e lunedì dell'Angelo. Ma per non fare discorsi del mondo Bernacca e stare sempre lì a parlare del meteo, perché è l'ultima fregnaccia di cui ci dobbiamo occupare, oggi andiamo ad ammorbidire. Saluto Marco, saluto Riccardo, saluto Fabio Cancilleri, saluto Luca, Fulvio, tutti coloro che mi vogliono bene, Alex Nurse, il grande censore, il grande analista, colui che va a guardare tra le pieghe. Saluto, come ho detto, dalla Sardegna al Sardegna Shaving Ivan Bargiu. Se non l'ho già salutato lo risaluto, anzi per la terza volta, se sarò ridondante perdonatemi. Mentre andiamo avanti, andiamo a preparare a questo punto il montaggio, lasciamo che questa untuosità ammorbidisca un pochino il pelo. Sulle onde ondulatissime, scusate il gioco di parole, in streaming abbiamo Radio Ascoli, prima cantava Elodie, Dimenticarsi alle 7, per esempio, questa canzone dello scorso Festival di Sanremo edizione 2025. Questo è stato svuotato dall'acqua di vegetazione e, come avete visto, la ciotolina del Chen Fung Sing. Nella ciotola invece di ammollo, nell'Uppercut Deluxe da viaggio, abbiamo il mag, abbiamo il pennello Roma tricolore sintetico dell'amico Marco Marotti, che non per niente, vivendo a Roma, mi ha omaggiato di questo bellissimo pennello. Saluto così Tiziano Goller dal Trentino. Andiamo a strizzare un pochino perché sono molto ricchi di igroscopia, ecco, i pennelli sintetici. Questo è un ottimo pennello con una sua certa rigidità, anche una certa durata nel tempo. Abbiamo visto che i tassi spesso perdono il nervo e diventano tutti aperti come dei funghi raccolti nel bosco. Questi invece raccolgono molto bene il sapone, mentre vediamo montare in un istante questa crema Chen Fung Sing con questo nome da sollevante, mondo in fiamme naturalmente, mentre andiamo con un movimento sinistrorso con il nostro pennello Roma Omega
a guardare un po' la lavagna, nel centro abbiamo un cerchio, questo è il momento peggiore, è la seconda strozzatura, la seconda giugulare dell'area del Golfo, è la parte bassa del Mar Rosso, dove escono le petroliere che vanno in Asia, ed è stata attaccata ieri per la prima volta dagli Houthi dello Yemen, che ha bombardato questa parte di stretto, che vogliono chiudere e farne una seconda Hormuz, strangolando così l'Asia e costringendo gli interessi americani e tutti gli interessi occidentali, che comunque hanno con l'Asia dei rapporti commerciali importanti, a tirarsi sulle mutande. Sono uscite, lo leggeremo poi in un pezzo del Foglio, alcune prese di posizione, alcune non so, iniziative governative di paesi del sud-est asiatico per calmierare, a differenza dell'Italia, dove il governo, dopo aver preso una scoppola alle elezioni, io ho votato sì, ve lo dico, non ho problemi a dirlo, l'avevo già detto, ho votato sì per una riforma in cui non credevo nemmeno tanto, ma alla fine ha vinto un'onda del no di giovani, in una percentuale del 54%, e non hanno votato gli studenti fuori sede, se no andava al 65%, schiaffo al governo che ha incassato male. Cena ieri sera improvvisata fra Salvini e Meloni, le tre gambe del governo si sono trovate per capire come reagire, si parla ormai di elezioni anticipate, perché è meglio, come dirà Giavazzi sul Foglio, consigliere di Mario Draghi, interrompere il governo e rivotare anziché tirare a campare, perché può essere rischioso. Ci sono degli elementi difficilissimi dal punto di vista dell'economia del nostro paese da salvare. Quindi vi dicevo, tornando, che alcuni paesi del sud-est asiatico hanno aiutato i cittadini a fare benzina a un prezzo normale, noi invece non abbiamo fatto assolutamente niente. Il taglio della CISE, che avrebbe dovuto durare 20 giorni già 10 giorni fa, è durato 3 giorni, perché già 14 giorni fa o 12 giorni fa l'aumento del petrolio si è rimangiato il vantaggio, e alla pompa andate comunque oggi in tutta Italia a fare la benzina al gasolio, dico io, a 2,12 €. Quindi il governo immobile, paralizzato. Andiamo dopo questo montaggio a bagnare un po' e a cominciare il nostro montaggio in viso, il nostro face lettering. Niente da dire, la cocoina, ecco, questo è il profumo spettacolare di questo prodotto. Spero di non avere sputacchiato sull'obiettivo, più che altro per non farvi vedere l'immagine così nebbiosa. C'è schifo, però comportati in maniera decente. Questo è anche vero, non mi devo accalorare. Bene, la copertura è buona, sento che è necessario un montaggio da Caccamo, che saluto tutti gli amici che si radono con serietà, non quelli come me, che sono un po' in fondo dei tipi da bar. Scusate se prendo il pennello come una bomba a mano, ma una mano che purtroppo cui mi è stata diagnosticata una grave rizoartrosi, il pollice, insomma, vabbè, se devo fare qualcosa non vuol dire certamente, quindi fare forza col pennello per ammorbidire e per godere di questo massaggio sottogola, soprattutto queste parti che sono sempre schiacciate in giù, perché i visi sono compatti in questi giorni, siamo tutti un po' incavolati. Settimana di lavoro piuttosto complicata, lavorando io nel campo petrolifero, vi lascio immaginare gli strali che sono arrivati, piovuti nel mio telefonino, mi hanno massacrato questa settimana. A causa degli aumenti che ho dovuto chiedere, a causa della persistente e duratura crisi nell'area del Golfo Persico, il più grande polmone di produzione di petrolio. Ricordiamo che nello stretto di Bab el-Mandeb, per l'appunto bombardato ieri dagli Houthi, passa l'8% del commercio mondiale, non soltanto quello petrolifero. Insomma, quindi ragazzi, prepariamoci a una stagione di sacrifici. Nel frattempo gli agnelli pasquali si affastellano nei banchi delle macellerie. Ieri rapinato nella notte un autotreno partito dal centro Italia della Kit Kat, le famose barrette di cioccolato, 440.000 barrette rubate che hanno messo a rischio la Pasqua. Quindi si ruba di tutto, anche il prezzo del cacao ha portato il cioccolato alle stelle, forse era un carico richiesto, rubato su ordinazione, chissà da chi. La magistratura sta indagando. In Assia, vi passo questa, sono stati ritrovati su una passerella 25 denti in Germania, e non si sanno, perquisito i dentisti della zona in Germania, non hanno trovato delle tracce, quindi indagati se qualcuno che strappa i denti e li lascia in giro, li perde durante una fuga. Insomma, sta succedendo veramente l'irreparabile. Io vado saltellando perché devo andare veloce oggi, perché non voglio più sottoporvi a troppo lunghe sedute di ragionamenti che già insomma sono alla fine di una giornata che dovrebbe essere chiaramente la domenica
in cui la domenica dovrebbe essere il giorno dello sfogo, la lettera del tredicenne, se avete letto, tradotta dall'inglese, è la lettera che su Telegram il ragazzino ha scritto poco prima di entrare nella scuola di Trescore Balneario nel Bergamasco e attaccare aggredendola con 20 coltellate o forse un po' meno, rischiando di uccidere la sua professoressa di francese che lo bullizzava. Non ve la leggo, e sicuramente, come dice anche il Foglio, una lettera presa dalla AI, perché un tredicenne non è in grado di scrivere una lettera del genere. Ce ne sono migliaia in rete di lettere di rivendicazioni pronte per essere, diciamo, scritte, lasciate sui tavoli delle camerette di questi assassini in erba, mentre abbiamo pronta la rasatura del nostro viso. Abbiamo il King C Gillette, eccolo qua, regalo anche questo, Marco Marotti, penso sia tuo, liscio, zigrinatura sinistrorsa per una lunghezza di circa 3 cm 4, di nuovo liscio. Quindi buono, vi metto in, come si può dire, lucidando la testa, quello che vedete comprando questo rasoio. Vi trovate in casa un simpatico oggetto di una certa, di un certo peso, insomma, che non saprei definire, ma può pesare 150 grammi, non so, vado a stima. È un classico 3 pezzi, lo allestiamo oggi con le Feder New Eye Stainless, nella semplicità di un rasoio, di un pennello italiano, di una crema fatta a Torino, e abbiamo una lama giapponese invece, ecco. Quindi andiamo a estrarre da questo contenitore simpatico, dove sono ospitate 10 di queste lame che hanno la piuma come serigrafia, vedete, chi lo conosce lo sa bene, e hanno anche un pochino di colla che va a confezionare l'acciaio delle nostre lame Feder, per sentire questo strappo godereccio che sa di fresco, sa di lama, sa di chewing gum. Mi ricordano un po' le striscette di Brooklyn, ti ricordate la gomma del ponte? Eccola qua, serigrafie molto semplici, non dico poco visibili, ma non così marcate come ad esempio le Trit Carbon, di cui mi devo pentire, ve le rifaccio vedere un secondo. Me l'ha detto anche, l'ha riconosciuto l'amico Ivan Bargiu, dice che non ha mai trovato una di queste lame funzionare dopo il terzo tocco, perché perdono il filo, non funzionano più, non rispondono, grattano, insomma io non le comprerei più, basta. Bocciate con questi colori un po' romanisti, ma non per quello, ma chiaramente per le loro performance. Andiamo ad attaccare, a collocare nella nostra porta lama e andiamo a chiudere serrando il rasoio, e andiamo a fissare il manico del nostro King C Gillette e andiamo a raderci. Soprattutto la giornata è un po' umida, quindi aiuta a non asciugare troppo. Buono l'attacco. Spero che l'algoritmo non abbia nulla da ridire. L'altra settimana ho avuto una canzone degli U2 che sulla radio che avevo online mi hanno non bloccato nulla, perché io non monetizzo, quindi lo faccio così solo per passione. Quindi in alcuni paesi non avrei potuto diffondere il mio video, ma a me l'importante è che il video lo possa diffondere a voi, con voi, e rivivere con voi, cari amici, questo momento che è la rasatura della domenica. Quindi di domenica che barba, zonamento, bene, rapida, pulisce bene al primo passaggio la crema, quindi vuol dire che ha un ottimo contatto, non ha quell'effetto rastrello con le righe, lascia le righe, che dà principalmente il Fatip Gentile, sia normale che Stuart. Direi bene, non tradiscono le Feder, decisamente, lama buona per tutti, non perigliosa anche in mano a un neofita che vuole avvicinarsi alla rasatura, e ben farà a prendere queste decisioni. Il primo passaggio lo posso considerare concluso. Vedete come sono rapido, ci si potrebbe fare la barba in 7 minuti, io poi ce ne metto 49, ma il discorso è che vado intanto a bagnare. Dilungandomi, come ben sapete, sulla parte della cronaca delle notizie, mi giro per andare avanti. Abbiamo, dopo l'onda del no, le pulizie di Pasqua. Il governo ha chiesto un passo indietro di Andrea Del Mastro dopo la vicenda della bisteccheria e della società sottoscritta con un esponente, amici del clan senese, una certa Carocci, non ricordo male, ma l'abbiamo già parlato, non torno sull'argomento. Anche Daniela Santanchè ha tenuto duro le chiavarde sulla poltrona ancora per 2 giorni, e poi
la Presidente del Consiglio ha chiesto di dimettersi, così è stato. Nel frattempo ho saputo ieri dalla prima del Fatto Quotidiano che col suo amico principe Asburgi, non è Kunz d'Asburgo, è un suo amico serbo, ha comprato altri 2 arenili sulla litorale toscana, dove aveva a Forte dei Marmi già il Twiga con Flavio Briatore, che era uscito peraltro dalla società, forse quando ha sentito puzza di bruciato, grazie proprio alle scorribande della sua socia Daniela Santanchè. Comunque dimessa lei, anche Giusy Bartolozzi, fotografata al ristorante con Del Mastro che fumava e lei che se la rideva. Capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio si è dimessa, è stato già rimpiazzato anche il capo di gabinetto, è stato oltretutto rimpiazzato anche il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, perché dopo le dimissioni di Parodi vede oggi il giudice Tango, che mi viene da ridere, ve lo vedo il giudice Tango, quel pantalone scampanato che se la gira nelle aule di tribunale, presiede l'organo di autogoverno dei giudici, anzi no, l'associazione di sinistra, si può dire, non lo voglio dire, quella è magistratura democratica, scusate, faccio un passo indietro, non ho detto niente, non cancello, ma mi censuro, contropelo. E quindi anche a rischio il ministro dell'industria Urso, sbugiardato con la Confindustria recentemente, Carlo Nordio che ha detto che non si dimette adesso ma non si ricandiderà e si dedicherà a scrivere dei libri, boh, sarà la sua passione, quindi si è assunto la responsabilità del fallimento di questa campagna completamente sbagliata, che ha portato all'opposto, cioè a avere un voto contro il governo, e quindi scompaginando la solidità, mettendo in dubbio la possibilità di crescere ancora nei sondaggi, arrivare fra 1 anno e mezzo, tipo a settembre del 27, alle elezioni senza dei danni. Purtroppo quando ci si fa la barba ci si riempie di schiuma, vedete, se uno ha una maglietta che poi vuole adoperare per continuare la giornata se la deve cambiare. Ma questo è anche il bello, il contropelo procede spedito, non sento più Radio Ascoli, adesso va bene tutto, avere l'algoritmo, però io ho bisogno di un piccolo sottofondo musicale, quindi di questo abbiamo parlato. Anche Maurizio Gasparri, capo dei senatori di Forza Italia, ha dato le dimissioni e ha preso al suo posto Stefania Craxi, naturalmente figlia di Bettino. Abbiamo la Volkswagen in Germania che per uscire dalle peste della crisi, per chiuso un sacco di stabilimenti, o perlomeno sta mandando via un sacco di gente, vuole riconvertirsi in un'azienda strategica e partecipare niente di meno all'Iron Dome, che è il progetto degli israeliani, sistema antimissile. Quindi abbiamo una riconversione, uno scompaginamento degli asset industriali teutonici. Poi veniamo alla parte relativa sempre al Medio Oriente, non prima di raccontare, piccolo fatto di cronaca, il corpo di Pamela Genini, ucciso a ottobre a coltellate dal fidanzato a Milano. Era stata seppellita in attesa di essere messa in una tomba di famiglia in un cimitero, la salma è stata profanata, è stato aperto in un lato nello zinco che viene messo nelle bare un buco, è stata estratta la salma, l'hanno decapitata, hanno rimesso il corpo al suo posto, ma la testa è sparita. Io non dico altro, non voglio aggiungere nulla perché a questi particolari preferisco fare le bordure e non commentare. E abbiamo terminato anche il contropelo, rosso malpelo, perfetto. Andiamo a preparare il terzo passaggio, andiamo a bagnare. Quel che resta nei nostri lights in verde sono il lato di destra, quello verso la finestra, che è legato alla crisi del Golfo. Trump ha rimandato al 6 aprile l'incontro che avrebbe dovuto tenersi questo fine settimana a Islamabad con gli emissari del governo iraniano, degli esponenti iraniani. Invece ha detto: io vengo il 6 aprile, però voi se non accettate le mie 15 clausole per portare un trattato di pace, io non perdonerò, arriverò con altri 10.000 marine e attuerò il boots on the ground. Il Pentagono sono giorni che sta preparando l'invasione di terra, che sarà non proprio un'invasione ma un intervento un po' chirurgico. Sa benissimo il rischio di Trump di fare un'invasione che rischia di essere un secondo di Vietnam. Nel frattempo ieri la manifestazione No Kings solo a New York, tipo 20.000 persone, più in altre città del mondo, sono svolte manifestazioni contro il trumpismo, contro la guerra, anche in Italia. Ilaria Salis, avete sentito, è arrivata a Roma per l'occasione, le hanno perquisito la stanza d'albergo
ha chiesto dove andare ed è stato fatto una sorta di accertamento preventivo, come dire, se tu hai qualcosa da nascondere, hai fatto qualche casino come ha fatto Ilaria Salis, ve la ricordate, pizzicata in Ungheria a fare così un po' la molestatrice di neofascisti, non avrebbe potuto partecipare ieri a Roma, l'hanno poi fatta partecipare, ieri era in mezzo lei così ai due belli imbusti, Bonelli e Fratoianni, e Marco Grimaldi dietro, ancora più piccolo, si vedevano solo gli occhi, che seguiva il gruppone di Alleanza Verdi e Sinistra. Bene, non facciamo dell'ironia perché sembra che Marco Grimaldi, io lo conosco anche, era un cliente di Mimmo, il nostro barbiere di Torino, di via Principe Amedeo, colui che faceva campagna elettorale a Torino distribuendo gessetti davanti alle scuole. Quindi Marco, sei simpatico, ti odiano un po' tutti, sei una persona che ha creduto in quello che faceva e sei arrivato in Parlamento. Bene, 12 navi gasiere 4 giorni fa sono state bloccate, anzi dirottate mentre uscivano miracolosamente dal Golfo Persico, anziché venire in Occidente le hanno dirottate verso est perché gli pagano di più il gas liquido, quindi in Europa ciccia, prezzi che saliranno ancora. Io direi che abbiamo terminato, non abbiamo altro, la fine di Gedi, perché c'è il ritorno dello Gedi e la fine della Gedi, comprata da Antenna Group greca, che era interessata più alle radio, perché il gruppo Gedi oltre che Repubblica regionale aveva anche Radio DJ e altri network, interessata più alle radio che al giornale. Leggeremo un piccolo approfondimento sempre del Foglio, obliquo, 100 milioni incassato il signor Elkan, che per lui saranno noccioline, e quindi sciopero dei giornalisti. L'altro ieri sono usciti solo i giornali di destra in edicola, oltre il Foglio Weekend, a cui daremo un'occhiata, sono usciti Libero, La Verità e tutto quello che era possibile stralciare dalla pubblica indignazione dei cronisti, che già pagati poco sono stati venduti, parlando chiaramente di Repubblica. Sulla Stampa non è ancora chiaro, c'era un gruppo di imprenditori veneti che voleva comprarsela, ma insomma. Andiamo avanti, giornali finiti, dati terrificanti sulla distribuzione e sulle vendite dei giornali. Qua spesso non lavoro bene, sotto le narici lascio delle presenze che non ci devono essere, perché uno se si radia una volta alla settimana, a meno che lo faccia con impegno fino in fondo, facendo i particolari, radiandoci bene, con attenzione, senza farci condizionare. Bene, l'obliquo io direi che ha completato la nostra bella rasatura domenicale. Andiamo a sciacquare con acqua fredda e con l'asciugamano color tortora, eccolo qua, sempre lui che campeggia il portasciugamano del mio bagno. Vi chiedo oggi cosa mangerete, dove andrete, cosa farete. Io starò a casa, non ho programmi, quindi leggerò attualmente il mio libro, l'autobiografia di Bobbio, una conversazione con Alberto Papuzzi, uscita nel 94, vi direi, molto interessante, molto ben scritta, molto nostalgica, uno dei grandi totem della nostra democrazia. Ricordiamo Norberto Bobbio, nato a Torino nel 1904, quindi immaginate cos'era Torino in quegli anni lì, mentre due piccole pubblicità, come sempre, non dimenticare, l'ho già detto, il caffè dei Tonsori. Vi faccio vedere questa bella locandina. Questo è il gruppo di amici che si ritrova con un rasoio e un caffè a chiacchierare di tutto, di rasoi, di cronaca, di società, di intelligenza artificiale, senza esagerare, sempre con un tono che è quello proprio di una società matura, evoluta, come era quella dell'illuminismo, forse un po' arcaica perché erano altri tempi. Mentre tutto questo sta accadendo, rischiamo una recessione globale. La Repubblica, per l'appunto, venduta ad Antenna Group, dentro il gruppo Gedi, pubblica, questo è di 29 marzo, in realtà è uscito ieri, un po' un falso storico, Belen, la nuova casa a Milano, la carta da parati, in salone, il lungo corridoio, la cucina verde, la cameretta di Luna Marie. Questo pubblicano i giornali in Italia, poi si lamentano che non vendono più una copia. Quindi appiccichiamo, dopo questa piccola osservazione un po', come si può dire, così, acida, diciamo, passiamola così. Saluto anche l'amico, allora, lo saluto dopo, il Foglio di Claudio Cerasa, eccolo qua, tante evidenziature verde, azzurro, viola, scusate, che
Ho dovuto quest'oggi, scusate questo occhiale che sembra un po' Marco Boglione della roba di cacca. Allora, solo Israele può salvare Trump in Iran. Qua parte Nicole Flammini, chi meglio di lei, inviata all'estero, può raccontare. Teheran vuole che la guerra sia una partita lunga e vede nel cessate il fuoco. Ecco, era Mirko Stringaro, l'amico che saluto con affetto. Dunque, da Roma, dalla redazione del Foglio, un mese fa la guerra israelo-americana contro la Repubblica Islamica dell'Iran iniziava con molti elementi di sorpresa. Di giorno, sparando i primi colpi contro uno dei luoghi più protetti e segreti di Teheran, il complesso in cui viveva e comandava la guida suprema Ali Khamenei. Khamenei è stato eliminato nei primi istanti della guerra. Poi la Repubblica Islamica ha risposto costringendo tutto il Medio Oriente a proteggersi, scommettendo sul fatto che i paesi del Golfo, pur di non perdere la loro immagine di paesi fiorenti e sicuri, avrebbero fatto pressione sul presidente americano Donald Trump per far cessare la guerra. Questo non è successo e allora il regime ha fatto quello che più volte ha minacciato. Ha colpito il mercato globale del petrolio. Approfondite, vado al centro, l'Asia in crisi, perché segue la spalla di destra del Foglio per la penna di Giulia Pompili. Dunque, i paesi più fragili del continente temono proteste e rischiano di guardare a Mosca per il petrolio. Nonostante qualche giorno fa l'Iran avesse dichiarato all'ONU che le navi non ostili avevano libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ieri 2 cargo cinesi della compagnia di Stato COSCO, li vedete in autostrada molto spesso questi container azzurri, li noterete con la scritta bianca, sono tornati indietro dopo aver tentato il passaggio. Mercoledì il gruppo con sede a Shanghai aveva riaperto alle prenotazioni i collegamenti fra il Golfo e l'Asia e tutto il continente sembrava sollevato dalla possibilità che uno dei più grandi operatori marittimi potesse ricominciare a garantire almeno alcuni dei flussi commerciali vitali per le economie asiatiche. Ieri però l'ottimismo è diminuito, anche perché Pechino è tra i paesi più vicini alla leadership di Teheran. Viene ripreso della Pompili, ho messo qua un piccolo segnalibro laterale perché volevo finire di leggere brevemente. Ieri alcuni media filippini, ecco qua, vedete le strategie del mondo, paragonavano le immagini delle strade di Manila, ascoltate, a quelle scattate durante la pandemia. Mercoledì scorso il traffico è quasi sparito dopo che il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza energetico, implementato un giorno della settimana di lavoro da casa obbligatorio e chiesto ai cittadini di condividere i mezzi di trasporto. Per un paese che importa dal Medio Oriente circa il 90% del suo fabbisogno di petrolio, dall'inizio della guerra contro l'Iran e la rappresaglia su Hormuz, il prezzo di un pieno di diesel nelle Filippine è raddoppiato, superando i $2 al litro. Tra i paesi del sud-est asiatico, quello nelle migliori condizioni per ora è l'Indonesia, il cui governo ha deciso di tenere fermi i prezzi, ascoltate, dei carburanti sovvenzionati fino a fine anno. Altro che il governo, le accise, 20 giorni, 20 centesimi, farlocchi. Una mossa che però potrebbe avere un effetto sulle casse pubbliche, questo lo abbiamo capito. Poi da ieri invece fino al 15 aprile, cioè ancora per 15 giorni, la leadership del Vietnam ha disposto l'azzeramento dell'imposta ambientale su benzina, diesel e carburante per aerei. La Cambogia invece ha sospeso la riscossione delle multe per violazione del codice della strada, una misura che mira, dice tra virgolettato, a evitare di esercitare un'ulteriore pressione sugli automobilisti. Sembra proprio l'Italia. L'ansia del caos energetico in Asia riguarda soprattutto i paesi più fragili che sono costretti a cercare nuove fonti di approvvigionamento, rischiando di avvantaggiare potenze come la Russia, che della crisi di Hormuz non ha che da guadagnare. Ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che c'è una lunga fila di paesi asiatici che dopo anni di importazioni zero dalla Russia ora si rivolgono a Mosca. E naturalmente non si esaurisce alla politica estera. Abbiamo interessante contromastro ciliegia, l'arte della guerra, se ho tempo ve lo leggo, e invece andiamo alla parte centrale che riguarda chiaramente il voto in Italia. Votare subito è giusto e conviene a tutti, quello che vi stavo dicendo. Qui Alessandro Giavazzi, che ex collaboratore di Draghi, come vi ho detto, ci scrive: prendere tempo significa perdere tempo, il referendum ha spinto il governo verso una strada senza uscita, far rosolare l'Italia è pericoloso e andare alle urne al più presto può aiutare l'economia, dice lui. E cosa aspettiamo? È inutile prendersi in giro, scrive il nostro Foglio. Prendere tempo piuttosto significa piuttosto che cercare un modo complicato, spericolato e precario per rimettere insieme i cocci di un vaso che si è rotto, ed essendo difficile crearne uno nuovo di zecca, tanto vale guardare in faccia la realtà.
rendersi conto che i Del Mastro, i Santanchè e le Bartolozzi sono solo la punta di un iceberg, di un problema più grande, capire che il risultato del referendum è la spina di un terreno che si sta sgretolando, prende atto che il voto del 22-23 marzo è stato un voto di sfiducia anche nei confronti del governo. Sulla carta si voterà a settembre 2027, state attenti, in una lenta agonia non solo per il governo ma anche per l'Italia. E non ci vuole molto a capire che per Giorgia far passare 18 mesi per andare a votare rischia di portare via al centrodestra più consenso di quello che perderebbe facendo saltare la maggioranza. Interessante anche, emerge un piano di rilancio, ecco qua è Salvatore Merlo, sempre che punta sulla vicenda della crisi di governo, che ormai si può definire tale, e i parlamentari, qua c'è il bello, che i parlamentari che non raggiungono 4 anni e 6 mesi di mandato, e questo accadrà il 14 aprile del 2027, cioè fra un anno, perdono il diritto al vitalizio. Voi sapete cosa vuol dire? Questi devono rimanere incollati alle sedie. Come ci tengono? Una scadenza che nessuno degli eletti ha dimenticato, e qua non c'è da dubitarci, 2 date, 2 freni, eppure nei corridoi di Palazzo Chigi si respira qualcosa di simile all'inquietudine. Poi abbiamo il caos di Forza Italia, Gasparri dice il mondo va avanti, diciamo ex capogruppo di Forza Italia al Senato, ora lo scontro sui congressi, Tajani depotenziato a rischio boomerang, qua a fare l'approfondimento è Montenegro a pagina 14, il mondo va avanti, certo, ma come? Con un Antonio Tajani depotenziato che minaccia dimissioni? Dopo la mossa di Marina Berlusconi le turbolenze di Fratelli d'Italia sono solo l'inizio, e poi ci sono i congressi regionali, quindi qua tutto un gran sommovimento. Dell'età imputabile, sempre dalla prima, il manifesto del ragazzino, si dice manifesto, che se anche non è stato generato da un programma di intelligenza artificiale, qua è il punto, è comunque ispirato, scoppiazzato dai tanti format precompilati che rigurgitano sulle piattaforme o nel dark web. Il fenomeno è noto, questi precompilati manifesti di violenza mirata sono oggetto di studi accademici e dell'FBI da almeno un decennio, quindi occhio a cosa sta accadendo, buttiamoci su pagina 2, non ci dilunghiamo sull'arte della guerra. Antenna Group ha comprato un sistema radiofonico Repubblica dentro. Allora qua vi ho già detto tutto, Radio DJ in questa galassia, anche Radio Capital e M2O sono nel pacchetto, e si dice dove le radio per l'appunto possono crescere e soprattutto essere inserite nella galassia di Antenna, che è il gruppo che l'ha comprato, possono attivare processi di consolidamento e di internazionalizzazione. È molto diversa la situazione per Repubblica, quindi per il giornale, non solo per la perdita, potete ascoltare qualche dato, di copie pubblicate negli ultimi anni, ma per ragioni più strategiche. In 10 anni il giornale ha perso circa 3/4 delle copie vendute, addirittura secondo gli ultimi ADS di gennaio 26 vende solo 55.000 copie stampate con un tasso di reso vicino al 50%, vuol dire che ritornano dentro più di 25.000 copie invendute che erano uscite dalle rotative, cui vanno poi assommate 15.000 abbonamenti digitali venduti ad almeno il 30% del prezzo pieno, cioè super sconti, l'ho fatto anch'io, io ho comprato a 24 euro 2 anni di giornale digitale di Repubblica, vedete un po' voi, poi l'ho mollato e oggi ho fatto il Corriere, ve lo dico, costava altrettanto poco, forse anche di meno. La redazione ha ancora oltre 250 giornalisti, qua parliamo sempre di Repubblica, mentre con questi numeri ne potrebbe sostenere meno di 100, quindi grandi rischi di taglio. Poi dice che Repubblica è sempre stato un quotidiano poco radicato territorialmente, all'inizio perché nasce come secondo quotidiano nazionale d'opinione, dopo il Corriere naturalmente, e un po' perché quando nasce non ci sono piazze libere in cui radicarsi, perché erano già tutte occupate. E poi parla di mercato pubblicitario, qui Marco Gambaro che scrive, va davanti, vi rubo un istante perché appunto le lettere rubate e un nuovo libro di Francesca Mannocchi, bravissima giornalista di stampa e spesso inviati in Medio Oriente, a Gaza e nelle zone di guerra massacrate dove i bambini vengono trattati in una maniera indegna, è proprio su questo che punta in questo libro, Crescere la guerra, si intitola, per i tipi di Einaudi. Prendiamo un pezzo da questo libro, questa è Annalena Benini che lo recensisce, e se un giorno mi chiederanno che cosa hai visto, io risponderò, ho visto il volto dell'altro e nel suo volto ho riconosciuto il mio. Se volete comprarlo sarà sicuramente un bel libro. Qua abbiamo il Papa
in pochino dubbioso Leone XIV, prima Thiel appunto col suo Anticristo, poi il censore dell'Opus Dei, i diavoli del Vaticano. Qua è naturalmente Matteo Mazzuzzi, di cui non leggerò neanche una riga, non perché non voglio, ma perché non vi voglio riempire la testa di cose. Questo è Habermas, Jürgen, il tedesco più grande filosofo della democrazia del Novecento, vedete, e racconta che ha avuto una malattia grave, da giorno ha rischiato di essere fatto fuori, perché aveva, dunque, si parla di carta ingiallita dagli angoli usurati, Istituto Universitario di Biologia Ereditaria e Generazionale di Francoforte, sul meno, c'è scritto sulla copertina e sotto, indagini di parentela circa il labbro leporino e palatoschisi. E questa è una tesi del dottorato presso la facoltà di medicina dell'Università Goethe di Francoforte, presentata nel giugno del 1938 da chi? Da Josef Mengele, il dottor morto in Auschwitz. Ecco, soffriva di labbro leporino, povero Jürgen Habermas, morto l'altra settimana a 96 anni. Quando è morto aveva insegnato ai tedeschi come non comportarsi da nazisti, eppure il filosofo doveva la sua vita a un nazista, suo padre. Il bambino che un giorno sarebbe diventato il decano della filosofia tedesca, che aveva una cattedra proprio nella stessa università dove si era formato Mengele, era nato nel 1929 con una palatoschisi, per l'appunto. Il padre Ernst Habermas era presidente della Camera di Commercio locale e poteva permettersi gli interventi chirurgici di cui suo figlio aveva bisogno, mentre altri bambini con la stessa malformazione finivano nei programmi di eutanasia Action T4, così si chiamavano, Tifo, come si dice 4 in tedesco? 1, 2, 3, 4, T4, vabbè. Come il cugino di Joseph Ratzinger, il papa che fece il passo laterale, portato via dalla sua casa in Baviera e mai più rivisto. E il piccolo Jürgen fu salvato. Il difetto genetico di Jürgen influenzò la sua attenzione per la comunicazione che lo accompagnò per tutta la vita. Da figlio di un nazista, Habermas si unì alla gioventù hitleriana e prestò servizio sulla linea Sigfrido. Il tempo di Habermas fu quello delle democrazie del dopoguerra, un'epoca che portò prosperità, progresso e miglioramenti per le minoranze a lungo oppresse. Vado avanti, addio Cuba, correndo, poi Nicola Mirenzi, questa è una strada, Cuba senza energia, guardate, un paese completamente devastato dalla crisi, dalla carestia, guardate queste sono le strade dell'Havana. Non ve lo leggo tutto perché ci passerei tutta la giornata, però interessanti spunti. È un passo dal precipizio l'isola, con il fiato sul collo del blackout elettrico, del malcontento interno, delle rivolte con Donald Trump che dice di poter fare con Cuba quello che vuole. Il cambio di regime è una possibilità concreta nell'isola Revolution e che cambierebbe tutto. È il sogno che ha incendiato l'immaginazione politica della sinistra mondiale, in particolare quella italiana, sì, perché di questo si parla. L'isola del comunismo romantico, dei sigari, del rum, della musica sensuale di Guajira Guantanamera, ve la ricorderete. L'isola della bella vita è quella della bella morte. La patria di abbagli grandiosi, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, che sbarcano all'Havana, accolti dal comandante Che Guevara in jeep. Poi abbiamo morto Fidel che dice ritirato il fratello Raul, a correre in soccorso sull'isola sono rimasti soltanto Ilaria Salis e Mimmo Lucano, ve lo ricordate? Il salvatore di migranti, condannato dall'Italia per aver fatto anche qualcosa di probabilmente di scorretto, è andata a riguardarvi la storia. Le prigioni cubane se ne tiene alla larga, ci racconta l'ultimo testimone, scusate, Ilaria Salis. Nonostante il suo solido curriculum ungherese, ma improvvisandosi reporter, sempre lei la signora Salis, quella che è andata a fare ieri il corteo con AVS, parlamentare europea, racconta che Cuba come una cartolina antagonista in cui la sanità pubblica universale, sebbene senza farmaci, la professionalità dei medici cubani, il popolo che resiste nonostante l'asfissiante pressione statunitense. Tutt'altra storia invece ci racconta Leonardo Padura, tra i pochissimi scrittori cubani rimasti all'Havana. Ma qua fa ridere, io vado avanti e vi leggo anche che anche l'Unità mandò il disegnatore Sergio Staino a raffigurare la situazione con le sue straordinarie vignette. Va detto, per un reportage appunto a fumetti, Staino vide la polizia a ogni angolo di strada, i locali e gli alberghi vietati alla gente del posto pieni di ragazze che si prostituivano, vide le librerie colme di volumi con interi capitoli tagliati. Ne fu ferito e per non ferire a sua volta i lettori del quotidiano comunista si censurò, disegnò il suo reportage senza fare alcuna menzione di quello che vide. Andiamo avanti, nel 2006 quando Gianni Vattimo, ti ricordate il teorico del pensiero debole,
Invitato sull'isola da Fidel Castro, raccontò che tra le braccia del leader Massimo gli scesero le lacrime. Tra virgolette, non ho dovuto fingere nulla, disse il filosofo, i miei sentimenti di ammirazione, devozione, vero e proprio amoroso affetto hanno potuto esprimersi liberamente. E ce lo immaginiamo morbidamente sdraiato con Fidel Castro, il nostro filosofo vattimo, ormai defunto pure lui. L'Italia però è un posto speciale, noi abbiamo alcune foto scattate a mitica alla Havana da Alberto Diaz Corda il 5 marzo del 60, ve la ricordate, una foto mitica del Che, in occasione del funerale per i morti del sabotaggio della nave francese Le Coubre. La foto venne regalata dall'autore a Chia Gian Giacomo Feltrinelli, altra testa calda della versione borghese degli anni 70, quello saltato col traliccio, ve lo ricordate a Segrate mentre piazzava una bomba. E cosa ne fece? Ne fece uno scatto che aveva il titolo Guillermo Eroico, ma che nessuno conosceva. Lui l'ha messo chiaramente in pubblicità, l'ha venduta essendo un editore, e la notizia della morte Feltrinelli stampò la foto su dei manifesti e tappezzò i muri delle strade di Milano con quell'immagine indimenticabile, dopodiché la mise in copertina di uno dei libri più venduti dalla sua casa editrice. Furbo lui Feltrinelli! E certo che sì, circa 2 milioni di copie, i diari del Che in Bolivia, questo è il titolo, lo trovate chiaramente anche usato se volete, tradotti per la prima volta al mondo in Italia. Quanti primati che avevamo, oggi nemmeno quello è rimasto di Che Guevara a Cuba, sebbene Alessandro Di Battista abbia provato a rivitalizzare, qua concludo, ripercorrendo le orme del comandante Guevara per un reportage destinato al Fatto Quotidiano nell'estate del 2021, un lungo viaggio al termine del quale ricavò l'idea che il Che era stato antesignano di Beppe Grillo, niente poco di meno. Poi andiamo avanti e basta, anche Massimo D'Alema che nel 1978 ballò per la prima volta in vita sua, e dove lo fece? A La Habana, grande infatuazione appunto per la sinistra, per l'isola della Revolution, e anche Susanna Agnelli era stregata dal fascino straordinario di Fidel Castro. Oggi semmai qualcuno perde la testa, dice l'articolo di Nicola Mirenzi, per un altro cubano, come è accaduto a Rocco Casalino quando era portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ve lo ricorderete, che venne tirato in mezzo uno scandalo perché il suo fidanzato José Carlos Alvarez Aguia venne segnalato all'antiriciclaggio dalla Banca d'Italia per insider trading. Quindi abbiamo sempre qualcosa per cui farci riconoscere, senza dubbio. Antonio Pascale attacca, qua corro, non vi faccio vedere, questo nuovo libro di Salvo Sottile. Lo riconoscete, questo giornalista che è il figlio di Giuseppe Sottile, giornalista della cronaca dell'Ora di Palermo, che ha lavorato, quindi figlio di tanto padre. Ma andiamo appunto a vedere cosa ci dice, e poi credo che dopo questo possiamo salutarci. L'Utopico Slow, questo è Carlin Petrini, vedete che bella bonza rotante, che parla come un demiurgo, con una mano sulla cintura e il braccio sinistro a magnificare le folle. Fondatore di Slow Food, oggi compie il 26 luglio, cioè fra poco, 40 anni, e dice Antonio Pascale, fanno bene a festeggiare, hanno vinto su tutta la linea, niente da dire. Slow Food, portatore sano di un bias però, che ha inquinato molti ragionamenti che solo in apparenza riguardano il cibo. Il bias è espresso da alcuni concetti che Carlo Petrini ripete da sempre. Nella sostanza più volte ha affermato che, parafrasando, il cibo ci sta mangiando e non siamo noi a mangiare il cibo, ma ci fanno mangiare da un cibo omologato poco naturale. Le lobby dell'agroalimentare vogliono farci credere che per sfamare la popolazione abbiamo bisogno di incrementare la tecnologia e praticare l'agricoltura intensiva, ma il cibo per tutti già c'è. Produciamo cibo per 12 miliardi di persone e siamo meno di 8, e il 30% viene buttato non solo dall'Occidente, ma soprattutto, che è la cosa più sorprendente, negli sprechi che lo fanno paesi in via di sviluppo. Per millenni abbiamo sprecato cibo, perché appunto, come dicevamo, il cibo, non ve l'ho letto, però ve lo dico, non prodotto, magari lasciato sulla pianta perché attaccato da patogeni, è un cibo sprecato. Una coltura non concimata non produce cibo a sufficienza, quindi ancora una volta è cibo sprecato. Difatti per millenni abbiamo patito la fame, per millenni Slow Food però non è esistita. E qua arriva l'attacco, per citare un bel libro di Miriam Fay, Pane Nero, no? Sulla guerra, sulla fame nella seconda guerra mondiale, che viene sempre ripreso da Carlin Petrini come esempio di quello che era il bel tempo, in cui era bello mangiare il pane nero, le cose di una volta, le cose della terra.
Ma qua è difficile capire, ci dice l'autore, che grazie all'innovazione, ci spiega cosa stiamo dicendo, grazie all'innovazione in agricoltura siamo riusciti a sconfiggere la fame. È difficile capire che grazie all'innovazione in agricoltura siamo riusciti a creare un settore terziario di tutto rispetto. Insomma, uscendo dal regime del pane nero e dunque godendo del pane bianco, possiamo anche romanzare su quello nero. Ecco, Slow Food ha questo demerito. Ci dice, romanza troppo sul pane nero, il merito io non riesco a vederlo, dice il giornalista, ma tant'è, non riesco a vedere meriti, perché nella sostanza, in questo romanzo sul pane nero, Slow Food ci dice che prima era meglio, che la terra era trattata con più rispetto, il cibo più sano, eccetera, eccetera. Non è vero, e su questo sono perfettamente d'accordo, ed è facile anche da dimostrare. Le innovazioni agricole, infatti, tra cui vanno annoverati i concimi, gli agrofarmaci, la meccanizzazione, la genetica, non sono gradite, e non solo Slow Food, e in pochi ne percepiscono il valore. Se non ci credete, però, e non avete voglia di sperimentare, guardate il caso da studio dello Sri Lanka, un paese che nel 2021 ha deciso di vietare i fertilizzanti sintetici e agrofarmaci con il lodevole scopo di trasformare l'intero paese in un esperimento di agricoltura biologica su scala nazionale. Guardate cosa è successo, un disastro, si è dovuto correre ai ripari. Concludiamo che il demerito di Slow Food è fortissimo, volendo attirare l'attenzione su alcuni errori della rivoluzione verde. Ha finito per contestarla in toto, ha messo alla berlina degli strumenti molti utili che ci potevano garantire una discreta sostenibilità. Focalizzando l'attenzione sul mondo del pane nero, ha fatto dimenticare un po' tutti la realtà della fabbrica agricola. E alcune campagne di Slow Food per concludere, come quella contro la genetica, contro la tecnologia del DNA ricombinante, ossia gli OGM, hanno rappresentato un triste capitolo della storia italiana per il vademecum di imprecisioni scritte e per non parlare del danno che ha causato. Quindi Carlin Petrini, fai qualcosa, festeggia, ma pianta anche lì di sostenere cose che difficilmente oggi sono credibili. Vado a concludere questa rasatura con un aftershave, naturalmente, non prima di avervi fatto un piccolo spottino, ma non vendo niente di questa roba qui, l'ho trovato in casa, nell'armadietto segreto, le linee Oud. Guardate questi tappi emiratini. A Dubai è crollato il 50% del commercio del lusso, sono con le mutande in mano, ma si vendevano questi bellissimi oggetti molto eleganti per una profumatura molto desertica e si chiamavano Harib Oud e Hal Faris, vedete, con questi colori tipo whisky, tipo liquore, tipo qualcosa di importante. Beh, allora parliamo d'altro, andiamo a prendere in mano un vecchio Mirsol Don Carlos del 1972, fragranza original amico, regalo dell'amico Vincenzo Pitrelli nella scatola, ancora un tappo leggermente sonoro. Sentite questi tappi che hanno a che fare con del metallo, del vetro, scusate, e con questa leggermente ambrata forse dal tempo colonia, aftershave che ha dilavato anche l'etichetta. Proprio per questo andiamo con un profumo di limone a ripulire il nostro viso, a cauterizzarlo, porre della parte alcolica importante, molto gradevole, molto elegante, molto da contrada della Galizia. Ecco, io immagino una strada semideserta dopo l'ora del pranzo o alle 5 della tarde, prima di una corrida, senza portare chiaramente propaganda verso la tauromaquia. Andiamo a presentarci con questa perfetta intonazione olfattiva, salutando i nostri amici che in Italia ci diranno "oh pucca miseria, ma cos'è questo profumo?" È Mirsol. E con questo auguro a tutti una buona domenica. Ciao!